Se su una tangenziale dove vige il 90 km all'ora come limite di velocità, per 300 metri viene messo comunque un limite dei 70 per metterci l'autovelox, è ovvio comunque che è per fare cassa. Mi sembra poco serio da parte di una giunta comunale. Se non lo si conosce, ci pensa lui a presentarsi. Il nuovo autovelox installato in tangenziale in territorio di Albignasego ha già inviato migliaia di multe, almeno 15.000 in appena un paio di mesi, secondo Confedercontribuenti. Un numero tale da rinfocolare l'eterna polemica. I rilevatori di velocità servono per la sicurezza stradale o per rimpinguare le casse comunali? In questo caso a Federcontribuenti non hanno dubbi e annunciano battaglia. Ricorriamo al TAR perché non venga subito rimosso il limite di velocità. Non chiediamo che venga tolto l'autovelox, ma venga tolto quel limite di velocità. Assistiamo tutti i giorni a automobilisti che si accorgono tutto d'un tratto che la velocità è ridotta ai 70 km all'ora, frenano comunque bruscamente e quelli che sopraggiungono comunque devono schivarli. Perciò se succede anche un incidente per questo, comunque lo metteremo in responsabilità a chi ha messo su questo tipo di dispositivo o ha messo quel tipo di limitazione. Il dibattito rimane aperto, ma prima ancora che dalle aule di tribunale, a Federcontribuenti si aspetta un segnale dall'amministrazione comunale di Albignasego. Attendiamo una risposta che non sia polemica, una risposta che vada a risolvere questo tipo di problema, perché non è possibile comunque che debba essere sempre l'automobilista che deve pagare i conti delle casse dei comuni.